Siamo nel comune di Seui, siamo nella località di Ardasai, siamo di fronte al nuraghe di Ardasai, un complesso preistorico inquadrabile dal 1006 a.C. al 1330, forse esagerando il 1200 a.C. La struttura fondamentalmente si compone da macigni di calcare, è la roccia dominante almeno in quest'angolo del Monte Arbu, sopra appunto la cittadina di Seui. Come si compone il monumento? Abbiamo una parte centrale che è una torre dalla forma ellittica, non perfettamente circolare, di cui rimane ancora il piano terra. Il piano terra mostra un corridoio d'accesso che ha una sezione ogivale e conduce ad una camera scoperchiata che originariamente aveva una forma a tolos. Nella parte superiore della camera, in direzione est, in direzione del sollevante, si può notare ancora i resti di un finestrone che dava luce appunto a quella che era la tolos centrale. In base a quelli che sono le strutture, a come si sviluppa la torre e al bastione che lo circonda, pare un po' difficile leggere se è nata prima la torre principale o il bastione che circonda, perché il bastione che circonda la struttura è formato da residui di torri dalla forma ellittica, da corridoi piattabandati, il che farebbe supporre che prima della torre principale ci fosse un protonuraghe, una struttura a corridoi interni, e poi successivamente nelle fasi del bronzo finale e bronzo recente, dal 1300 a.C. sino al 1100 a.C., venne eretta la torre centrale a Tolos. Questo ci viene suggerito dal fatto che visitando l'apice della torre si può vedere una scala elicoidale che dovrebbe salire a un probabile primo piano in senso orario. Dovrebbe partire dal corridoio del piano terra per poi condurre al corridoio al livello superiore. Siamo nel corridoio d'accesso che ci permette di entrare alla camera interna del nuraghe Ardasai. Come sezione si presenta di luce ogivale, potete vedere che nell'alzato non ci sono delle lastre che chiudono il corridoio, ma il corridoio chiude con la congiunzione delle due pareti aggettanti. Quindi ci fa presupporre che questa struttura abbia avuto una rifinitura, una creazione nel bronzo recente finale, dal 1300 al 1100 a.C. Però qua abbiamo già uno dei primi dilemmi, delle prime peculiarità della struttura, che si tratta della parte finale della scala. La scala che sale al primo livello in senso orario venne in antico otturata, chiusa da questi macigni. Si trova, per chi entra nel corridoio, sulla sinistra. E perché si dichiara in antico? Perché i massi che la otturano sono completamente inseriti ed integri in quella che è la struttura arcaica, senza particolari differenze. Dimostra come questa scala è stata tamponata utilizzando macigni uguali a quelli del resto della struttura, grossi macigni in calcare, l'utilizzo della malta e che si integra perfettamente in quella che è la struttura che possiamo visitare. Torniamo alla parte superiore del corridoio, possiamo notare che ad un certo punto, quasi a 1,5 metri, 2 metri da quello che è l'ingresso, che non presenta finestrella a discarico, nella volta si apre una specie di inghiottitoio che permetteva almeno di mettere in comunicazione visiva il finestrone del secondo livello con quello che è il piano di calpestio dell'ingresso. Quindi ad un certo punto concepire, elaborare che dal finestrone, dal corridoio del piano elevato si potesse osservare l'accesso a quella che è la camera inferiore. Siamo all'interno della Tolos, che è tuttora residua scoperchiata, formata da macigni poligonali di calcare. Alcuni dalle parvenze lucide sicuramente sono costituiti da travertino
dicevo, di macigni posti in filari quasi ordinati, sempre secondo la tecnica del muro a sacco. La parte sommitale è scoperchiata e sul lato orientale si apre quello che è il finestrone che conduce verso l'esterno. La camera non è molto ampia, quindi la volta non doveva essere molto più alta rispetto a quello che è il residuo attuale, però dalla forma interna ricorda molto il Nuraghe OS di Giave, dove i vari livelli non sono contrassegnati da ripiani specifici fatti da pietra, ma da soppalchi in legno, dove appunto ci sono i vari finestroni che si affacciano su quella che era la grande tolos centrale. Siamo nel livello superiore del Nuraghe ed è corretto presupporre che ci fosse almeno 2 piani a costituire il complesso. Noi siamo nel punto dove la camera del piano inferiore va a chiudersi a Tolos e in questo punto appunto si apre in direzione orientale quello che è un lungo corridoio e un finestrone. Già questo ci fa supporre che come tipologia la camera del piano inferiore somigli parecchio alla camera del Nuraghe OS di Giave, una grossa Tolos dove non ci sono i singoli livelli intercalati da piani in pietra, da pavimenti in pietra, ma un'unica grande Tolos alla quale si accedeva da diversi finestroni sistemati ai vari livelli. Possiamo supporre che ci fosse sopra il piano che stiamo occupando noi un altro piano perlomeno ancora, perché questa è la parte terminale dove arriva appunto la scala che abbiamo descritto, la scala che è stata tamponata e che non era di libero accesso. Il corridoio sopraelevato che abbiamo appena visto è quello che teneva il controllo del corridoio sottostante alla cella inferiore. Stiamo vedendo quella che è la parte terminale della scala, la parte più bassa, quella che praticamente è stata tamponata al corridoio. La scala ancora si presenta tutta quanta libera, ma la parte iniziale è perfettamente chiusa e sigillata, mentre la parte superiore è evidentemente utilizzata per raggiungere alcuni locali, non di libero accesso a tutti quanti, ma per uso esclusivo di limitate persone, è ancora libera. Si compone di un'ampia rampa, di un ampio corridoio largo, abbastanza largo, e anche l'alzata dei gradini non è notevolmente ripida come in molti altri contesti, come per esempio la gradinata che abbiamo visto al Nuraghe Genacili del Bosco Seleni. Lì la rampa era molto ripida e anche lo spazio tra le due pareti era molto irrisorio, era molto stretto, mentre in questo contesto invece i gradini sono di facile accesso, non mostrano nessuna difficoltà particolare per la fruizione del livello superiore. Siamo nel lato nord-occidentale della struttura ed è proprio quello che ci mostra quella che è la torre dalle forme circolari, nettamente separata da quello che è il bastione da forme rettangolari. I bastioni dell'età del bronzo finale si mostrano rettilinei, curvilinei, concavo-convessi, ad accorpare, ad assemblare delle torri periferiche attorno a quello che è il massio centrale. Mentre in questo caso abbiamo una sorta di bastione dalle forme subrettangolari, sono in alcuni casi, come questo lato, questo versante di forma subcircolare, dove a separare proprio il paramento murario dalla torre centrale c'è una sorta di camera dalla forma ellittica. E questo è uno degli elementi che ci mette in crisi nella valutazione questa struttura fosse in origine un protonuraghe o fosse nata come semplice monotorre poi riadattato e ampliato con un bastione. Come la situazione in questo lato, la stessa situazione la possiamo trovare nel lato orientale, nord-orientale, dove
attorno proprio all'interno di questo grosso paramento murario, spesso almeno 3 metri rispetto a quella che è la torre centrale, una torre secondaria che si sviluppa dal piano di campagna e poi addirittura quasi in prossimità dell'ingresso del complesso un'altra torre più piccola, anche quella una torre secondaria. Si coglie l'occasione per sottolineare che la struttura si poggia completamente su quella che è la roccia emergente dal piano di campagna. In alcuni tratti però si può osservare che il terreno è cavo sotto i nostri piedi, c'è dell'accumulo di terra che ci mostra che ci possono essere degli ambienti sotterranei a questo complesso, mentre in alcuni altri la roccia emergente spunta tranquillamente dal terreno. Una delle peculiarità di questo monumento è questo sentiero, ricavato dalla roccia affiorante, spianata, per creare appunto un camminamento che non conduce ad una struttura in particolare, una sepoltura, una capanna, un pozzo o un edificio ben strutturato, ma finisce in uno strapiombo, il che ci fa pensare, ci fa riflettere su diversi altri monumenti preistorici conosciuti per determinate funzioni. Uno di questi monumenti è la muraglia di Monte Baranta nel comune di Olmedo, l'altro è Sababayeca nel comune di Gairo. Si tratta di monumenti particolari che l'archeologia riconosce ufficialmente come luogo di sacrificio dei padri. Non li riconosce solamente l'archeologia, ma li riconosce anche la tradizione popolare, la memoria storica. Particolari monumenti dove venivano condotti gli anziani della comunità, verosimilmente gli anziani capi della comunità, a cui veniva somministrata una determinata bevanda in grado di stordire, di creare ebbrezza di elevata potenza nell'individuo, e poi accompagnato passo passo verso quello che è il precipizio, buttato giù, ucciso, quindi toltegli tutti i poteri, sacrificato e poi successivamente investito del potere politico, del potere di governo, un giovane, un nuovo individuo nominato da quella che era l'assemblea dei notabili della comunità. E in questo punto abbiamo verosimilmente la ricostruzione di questo, la papabile ricostruzione di questo, in quanto non siamo in una struttura ad indirizzo militare, perché il nuraghe, questa tipologia di nuraghe non prevede la difesa del territorio. Siamo in un quartiere cultuale, in un quartiere verosimilmente funerario, perché nella vallata sottostante, a circa 200 metri da noi, ci sono delle tombe dei giganti. Di fronte a noi, su Monti del Sugasteddu, verosimilmente c'è un insediamento abitativo, quindi siamo su questo sperone di roccia dall'elevato impatto visivo sia per noi che per le persone che hanno edificato la struttura, da considerarsi ad uso cultuale, come appunto questo camminamento ricavato nella roccia e va a finire in un precipizio particolare.